Un sacchetto di plastica con 5 microtelefonini e 3 caricabatterie è stato trovato sul muro di cinta della casa circondariale Pasquale di Lorenzo, incontrata a Petrusa ad Agrigento. Ad accorgersi dell'inusuale presenza sono stati, durante un giro di perlustrazione per il turno serale, gli agenti della polizia penitenziaria. L'ipotesi è che il sacchetto sia stato lasciato con un drone sul muro di cinta del carcere, in attesa che qualcuno dei detenuti la raccogliesse l'indomani durante l'ora d'aria. Il sacco e il suo contenuto sono stati sequestrati e sono state avviate immediatamente le indagini per cercare di ricostruire come sia avvenuto il deposito e soprattutto chi erano destinati i microtelefonini. Una storia che si ripete ancora nel carcere di Agrigento, come nel febbraio dello scorso anno la familiare di un detenuto provò a far entrare 7 microcellulari che aveva nascoste nelle parti intime, recandosi nel penitenziario per un colloquio con il recluso.